Buongiorno a tutti. In un momento così difficile e lungo come quello che stiamo vivendo, in un momento in cui tutti i luoghi della cultura sono drammaticamente chiusi, noi abbiamo voluto dare un segnale, un messaggio di speranza e anche di vita. Vittorio Veneto è città d'arte, Vittorio Veneto è città della musica e qui all'interno di questa meravigliosa sala aula civica del Museo della Battaglia abbiamo riunito arte e musica con un bellissimo progetto che ha aperto le porte del museo in un momento di chiusura a due musicisti, una flautista, Federica Lotti, un chitarrista, Florindo Baldissera, i quali hanno registrato all'interno di quest'aula un video che verrà presentato a voi oggi e che avremo poi l'occasione di ripresentare in un altro momento, sempre qui all'interno del Museo della Battaglia, con un evento anche in presenza e con i musicisti presenti, un video che ha trasformato l'aula civica del Museo della Battaglia in sala di registrazione. Una splendida sala di registrazione, perfetta dal punto di vista dell'acustica e stupenda dal punto di vista, come potete vedere, dell'ambientazione. Una sala che il pittore bellunese Giovanni de Min nel 1841-44 trasforma attraverso questa successione di affreschi in uno scrigno d'arte. Sono affreschi che rappresentano episodi della storia medievale di Ceneda, movimentati quando si parla della battaglia, più fermi, bloccati, celebrativi, quando sono momenti istituzionali importanti. Un'aula che tutti ci invidiano, tutti quando entrano per la prima volta all'interno di questo spazio rimangono a bocca aperta, perché la pittura di de Min è una pittura che, partendo dalla tradizione dell'affresco del Cinquecento veneto, da Paolo Veronese fino al Settecento, ai Tiepolo, giunge appunto fino all'Ottocento e lui è proprio l'erede di questa tradizione e si impone nell'Ottocento come uno dei più grandi frescanti d'Italia. Uno scrigno quindi adatto a raccogliere un progetto di notevole spessore, la registrazione di questo Carnis Ore, Cordis Ore, composto da Claudio Ambrosini per flauto basso, chitarra, e composto appositamente per i due musicisti che vedrete suonare. Il video è il risultato della collaborazione tra i musicisti e i due tecnici che a loro volta sono musicisti e quindi 4 artisti che si sono trovati all'interno di quest'aula per realizzare un prodotto di grandissima qualità. I progetti riescono nel momento in cui si incontrano gli obiettivi, nel momento in cui c'è identità di intenti e questo è decisamente successo per la realizzazione di questo video. L'incontro tra l'idea di musica in uno spazio chiuso che viene appositamente aperto, accolta dall'amministrazione comunale. Vi invito quindi tutti all'ascolto di questa musica, vi invito a lasciarvi prendere dalla musica che vi stupirà per sonorità e anche per la grande capacità comunicativa, espressiva dei musicisti. Buon ascolto a tutti. Buongiorno a tutti. È un momento per me veramente molto importante, significativo, pieno veramente di un contenuto forte. Poter portare
il suono della bellezza, il suono, la musica in un luogo che non nasce per la musica come questa splendida aula civica della nostra Ceneda, del Museo della Battaglia, come un ambiente veramente speciale dove portare musica che richiede una grande cura, una grande attenzione, delicatissime sfumature in un linguaggio musicale del nostro tempo. È un'operazione di cui mi rendo conto appunto quasi l'azzardo, che però ho proposto e sono veramente molto felice di aver avuto con i miei collaboratori l'appoggio, il sostegno, la comprensione da parte di Antonella Uliana del Comune di Vittorio Veneto, che ha deciso di sostenere questo progetto in questo momento appunto così difficile, in cui poter dare anche un messaggio molto forte. Abbiamo bisogno della bellezza, abbiamo bisogno del nutrimento che l'arte, la cultura, la musica, la poesia, la letteratura ci danno. Forse mai come in questo momento in cui siamo privati, purtroppo, di questa possibilità di usufruire e di continuare a nutrirsi e a crescere. Un progetto piccolo, un piccolo contributo, quindi detto senza grosse presunzioni, ma con l'intenzione di arrivare a dare un messaggio di un linguaggio di musica del nostro tempo in un ambiente che trasuda e ci trasmette tanta bellezza e tanta storia. Immaginiamoci solo per un momento di essere in mezzo alla foresta, oppure di essere in un chiostro di un'abbazia, oppure essere nel cortile di un castello, oppure essere dentro un museo. Sono tutti posti che non nascono come un teatro per essere una sala da concerto, ma possono avere questa suggestione da regalare nel poter ascoltare la musica che si fa in questi luoghi con un significato ancora più profondo e ancora più forte. Effettivamente l'acustica di questa sala è meravigliosa. Tra l'altro, se mi è consentita un piccolo appunto personale, è il primo luogo in cui ho potuto suonare la prima volta qui a Vittorio Veneto da quando abito qua. E per me quindi questa sala ha anche un significato veramente molto forte dal punto di vista anche di un affetto e di una prova grande di ammirazione. Il pezzo che ascolterete è composto in realtà di due diversi brani, con questi titoli in latino, Carnis Ore, Cordis Ore. Sono delle citazioni che il compositore Claudio Ambrosini ha tratto da un saggio molto bello, scritto da quello che è il direttore editoriale della Casa Musicale Ricordi, Marco Mazzolini, a cui il brano è dedicato, che in un saggio appunto interessante che cita Sant'Agostino e Boezio parla in effetti di questo argomento delicatissimo, della nascita del suono nello spazio, del riverberarsi di queste onde nello spazio, dove carnis ore, che vuol dire con la bocca, in questo caso quindi con la voce della carne, intendendo molta presenza di materia, di vibrazioni che riempiono in un modo molto instabile l'atmosfera che ci circonda, che in questo acquietarsi graduale di tanto materia e tanto suono, in degli spigolosi giochi ritmici, pian piano si acquieta per arrivare al silenzio della zona dove le espressioni avvengono con la bocca del cuore, con la voce del cuore, quindi con una voce estremamente interiore, che è il contrario del suono, cioè il silenzio. E quindi come il colore si contrappone all'oscurità, in questo primo brano di Carnis Ore ascolterete come il dialogo fra i due strumenti, flauto basso e chitarra, è quasi una sfida al ritmo, all'incastro, alla materia, alla carnalità della presenza del suono l'uno nell'altro,
con sonorità soprattutto affidate alla chitarra quasi rock, con dei suoni strappati molto quasi acidi che grattano, e invece avere delle rincorse di ruggiti e di suoni molto particolari che potrà fare questo strumento, il flauto basso, che ha ovviamente un timbro, un colore di suono molto speciale, quasi come se fosse un gioco di una pallina, di un flipper, oppure di uno scontro tra due che praticano le arti marziali, per cui c'è questa sfida quasi a incastrarsi e a rintuzzarsi l'uno con l'altro. In grandissimo contrasto avviene il secondo brano, che non a caso è scelto per concludere questo dittico, questo gruppo di 2 diversi pezzi, il pezzo che invece va verso il silenzio. Questo suono che non è più come prima da dentro verso l'esterno, ma il contrario, recupera sempre di più una interiorità, un luogo sempre più silenzioso, dove però nell'interiorità e nel silenzio appare la luce. Quindi è un'incarnazione che diventa sempre più eterea e porta a un dissolvimento della materia. Dal punto di vista tecnico, ascolterete, ci saranno effettivamente aspetti molto particolari, però secondo me è anche giusto, fa parte spesso della mia attività professionale, di portare i linguaggi musicali del nostro tempo inseriti in un programma da concerto misto come epoche. Sarà una nostra grandissima gioia poter rinnovare l'esecuzione di questo brano appena sarà possibile farlo in presenza all'interno di un vero concerto che sarà bellissimo portare in questa sala, dove sicuramente questo pezzo del compositore veneziano Claudio Ambrosini sarà presente. Potrete quindi ascoltarlo una seconda volta dal vivo, unito ad altri pezzi e ad altri linguaggi. Mi auguro quindi che non vi facciate spaventare da questa musica del nostro tempo particolare e possiate goderne intanto la fisicità o viceversa, diventare sempre più etereo nel secondo brano. Vi auguro buon ascolto e spero vivamente di incontrarvi presto in un vero concerto in questa splendida sala. Thank you.